Con le immagini siamo passati alle gare del pomeriggio, la prima, per la categoria delle esordienti del primo e del secondo anno per il trofeo Capannori in rosa, dopo aver visto la mattina la compagine maschile con le vittorie di Aleandro Di Riccio, di Sciarra e di Russo, con la formazione campana del team Cesaro che è riuscita a cogliere due successi con la doppietta nella categoria degli esordienti del secondo anno e la categoria allievi con la vittoria di Russo con Gabelloni che era insieme a lui riuscendo a fare una bella corsa. Dopo le gare del mattino organizzate proprio dal team Valdinievole, il pomeriggio le gare sono state organizzate, qui vediamo il palco dove Daniel Guidi per tutta la giornata è stato impegnato insieme a DJ Genfri, Gianfranco Italia, ormai questo connubio funziona benissimo a intrattenere ovviamente la gente sul palco. Qui vediamo anche una campionessa, Fabiana Luperini, che era direttore sportivo della San Miniato e Santa Croce. Qui è stato dato il via ufficiale, 6 giri da percorrere per queste atlete che hanno preso il via dato dall'assessore del comune di Capannori, Serena Frediani. Dobbiamo dire anche che il direttore di corsa e il vice direttore di corsa sono cambiati. Il direttore di corsa era Francesco Zingoni, mentre il vice direttore di corsa era Bernardo Simoncini, il presidente di giuria era Rossana Pardini e il giudice d'arrivo era Michele Lulurgas. Queste cose sono state 84 le atlete che hanno preso il via per questo trofeo Capannori in rosa, con le formazioni della ciclistica San Miniato Santa Croce, la Team Serio, il gruppo sportivo Cicli Fiorin, la Cicli Fiorin Cycling Team, la Bici Festival, la Ziraf Guerciotti, la Giu Green Gorla Minore, la Valcar Travel Service, la Maserati Cadeo Carpene, la Polisportiva Fiumicinense, la Città di Castello, la Termo La Spezia, la GB Junior Team, la CDV2 Team Pink, la Gioca in Bici Oio, il gruppo sportivo Cinquale, mentre con le immagini siamo alla metà del secondo giro, sempre gruppo compatto. Poi ovviamente sono state 84, ripetiamo le maglie, le atlete che hanno preso il via. Qui vediamo passare anche Moto Informazioni, affidata oggi a Piero Germelli, e qui vediamo il gruppo, nonostante qualche attacco sono rimasti sempre compatti, quindi niente, era con la nostra telecamera ferma. E qui invece siamo già passati alla fine del terzo giro con tre atlete che hanno preso un po' di margine, un vantaggio di 10 secondi. L'atleta della Ziraf Guerciotti, si tratta di Ginevra Di Girolamo, con lei viaggiano della Valcar Giulia Zambelli, e poi della Maserati Cadeo Carpaneto si tratta di Desiree Bani. Queste sono le tre atleti che hanno un vantaggio di 10 secondi nei confronti del gruppo, quindi poco il vantaggio. Ora a fare l'andatura la Di Girolamo della Ziraf Guerciotti, che ha preso un po' in mano le operazioni. Qui vediamo sempre seguite da Moto Informazioni, ma il vantaggio resta minimo, 10 secondi per loro. Siamo ormai vicini alla fine del terzo giro, svolta a sinistra in questo momento, in questa gara svoltasi nella frazione di Segromigno e Monte nel comune di Capannori. Sempre con le immagini siamo sul terzetto che sta animando la corsa da qualche chilometro, la Di Girolamo ora a chiudere, poi ora davanti la 3 della Valcar, lo ripetiamo, si tratta di Giulia Zambelli, e poi ora sta andando a fare l'andatura, si tratta di Desiree Bani della Maserati Cadeo Carpaneto. Queste, vediamo dietro la situazione, c'è il forcing in questo momento sul gruppo, ma attentissimi gli atleti della Valcar. In questo momento a chiudere, in questo momento sul gruppo è stata Giulia Ergia Bianchi della Giu Green Gloria Minore. È stata lei a chiudere sulle altre atlete che avevano preso una decina di secondi. Erano sempre lì guardingue le atlete della Valcar a chiudere, ovviamente a cercare di rompere i cambi. Siamo invece passati con le immagini al quarto giro di gara, è sempre un atleta della Maserati Cadeo Carpaneto, si tratta questa volta di Asia Zanardini, che sta cercando di uscire, un vantaggio di 100 metri, non di più, forse anche di meno, ci sta provando. Prima era stata la compagnia di squadra la Bani ad uscire, ora invece è la Zanardini che ci sta provando ad uscire in questo momento. Vantaggio minimo ancora rimane, vediamo che davanti sembrano essere le maglie della Polisportiva Fiumicinense a fare l'andatura e a cercare di chiudere. Dobbiamo anche prendere spunto dalle gare del mattino, quelle maschili, dove una Leandro Di Riccio intanto vediamo il gruppo sta per tornare
compatto. Vediamo la spinta proprio delle atlete della Polisportiva Fiumicinense, dicevamo delle gare del del mattino, con Di Riccio che nel finale era riuscito ad anticipare partendo ai 500 metri, l'atleta del team Valdinievole. Nel secondo anno invece era stata la vittoria, la doppietta della formazione del team Cesaro con Sciarra che era riuscito a sorclassare il compagno di squadra, quindi dominio. E poi nel secondo anno negli allievi invece la fuga di Gabelloni e di Russo che aveva portato ovviamente alla vittoria poi di Russo, quindi sono state un po' animate. Qui siamo passate con le immagini, siamo passati al quinto giro di gara con un atleta al comando. Si tratta dell'atleta della Valcar, si tratta della Acuti, Maria Acuti della Valcar. Vediamo ancora, lei è un primo anno, ha già vinto quest'anno, quindi un atleta interessante quest'oggi qui a Segromigno in Monte. Vediamo il gruppo dietro, il gruppo dietro che sta lasciando fare, vantaggio che diamo anche l'aggiornamento dei tempi, 20 secondi di vantaggio per la Acuti. Ora a fare l'andatura si è portata la Coluccini, Angelica Coluccini della Ziraf Guerciotti. Dietro un atleta di casa della ciclistica San Miniato e Santa Croce, si tratta di Vittoria Cappellini che è in seconda posizione. Sì, è sempre ora a fare l'andatura l'atleta della Ziraf Guerciotti. Sono rimaste fuori da questo tentativo la Coluccini, lo ripetiamo. E vediamo ancora il passaggio, vantaggio sempre stimato tra i 20 secondi, anche perché le atlete della Valcar stanno facendo suono della campana. C'è stato il suono della campana in questo momento e sta passando ora a fare l'andatura, a forzare proprio la Cappellini della formazione della San Miniato e Santa Croce. Sempre lì, però vediamo che la pedalata è stata un po', non è più brillante come prima, la pedalata della Acuti, questa atleta al primo anno in categoria, esordienti del primo anno, quindi sarà l'ultimo giro di valzer e poi sarà l'arrivo. Vediamo ancora in questo, appena passato l'arrivo c'è un po' un tratto un po' guidato, bisogna stare attenti con questa rotonda. Ancora sempre in testa la Acuti, vediamo, aspettiamo il gruppo in questo momento. Gruppo che ancora ha un vantaggio, sta cercando di rimontare in questo momento il gruppo. Distacco che non è più di 20 secondi, 16 secondi il distacco da percorrere. Siamo a 3 km dall'arrivo, sono stati percorsi quindi i primi 900 metri del percorso che era 3 km e 900 metri, un percorso cittadino. Vediamo che si sta voltando molte volte la Coluccini della formazione della Ziraf Guerciotti a cercare un aiuto, ma non c'è nessun'altra formazione che sta cercando di dare la mano. Con le immagini siamo sempre tornati, siamo piombati sulla Acuti che è riuscita, l'atleta della Valcar, ad uscire fuori, quindi potrebbe fare doppio colpo la Acuti, perché potrebbe veramente riuscire a portare a casa un risultato importante. Ancora, eccola qui, siamo ormai all'arrivo con la vittoria. Eccola qui la vittoria di Maria Acuti che va a vincere la classifica generale, quindi la gara generale, diciamo, la gara generale vinta proprio da Maria Acuti. Sarà lotta per il secondo posto e quindi anche per vedere se sarà un primo anno a piazzarsi dietro, se la vincitrice della volata sarà invece la vincitrice di batteria o di categoria. Vediamo solo le maglie della Cicli Fiorin lì davanti, dovrebbe essere Camilla Bezzone. Vediamo, sta uscendo fuori anche un atleta della Valcar ed è la Bezzone che va a chiudere al secondo posto, quindi le prime, andiamo anche a dire, le prime 5 delle esordienti del primo anno. La Maria Acuti che va a vincere Valcar davanti a Sara Spinelli della ciclistica San Miniato Santa Croce, terza Nicoletta Berni della Ziraf Guerciotti, quarta Giada Cattani della Giu Green Gorla Minore e quinta la Rebecca Fiscarelli della Cicli Fiorin. Per il secondo anno la vittoria è andata a Camilla Bezzone della Cicli Fiorin davanti a Giulia Limonta della Valcar, terza Evelyn Romina di Siculva della Cicli Forin, quarta Mainsa Melotti della Valcar e sesta e quinta Silvia Formiso della ciclistica San Miniato di Santa Croce. Con questa immagine la vittoria di Maria Acuti andiamo alle interviste di rito con i protagonisti. Siamo con Acuti Maria, portacolori della Valcar Travel e Service. Subito abbiamo visto un grande allungo quando oramai si andava sui -3. Ho detto questa ragazza ha grande gamba, però qui ti avevo visto un attimino di difficoltà. Poi com'è andata? Hai retto veramente il rientro del gruppo? Sì, ho retto perché la moto mi diceva sempre il mio distacco dal gruppo. L'ultimo giro mi ha detto che avevo 20 secondi dal gruppo, quindi ho continuato e il mio vantaggio aumentava sempre di più e sono arrivata all'arrivo con circa 30 secondi.
Non sei nuova a eliminare questi riepiloghi in volata, oramai ti piace provare a fare queste azioni nel finale, fra parentesi se me lo concedi, arrivare a braccia alzate. Io credo che sia nei tuoi canoni, forse ti hanno sottovalutato? No, non mi hanno sottovalutato perché a Crema ho fatto lo stesso, però comunque ho cercato di portare avanti la mia azione e ci sono riuscita. Siamo con Bezzone Camilla. Camilla, grande volata, sei un esordiente di secondo anno, prontissima all'azione, grande gamba, direi che bella gestione qua nella gara di Lucca. Sì, all'inizio ero tranquilla, andava tutto bene, poi quando la Maria è scattata ho iniziato ad essere stanca, infatti stavo un po' più in fondo al gruppo, infatti alla fine non ero convintissima di riuscire a fare la volata, poi alla fine ho visto che stava andando bene, che avevo potuto riuscire ad arrivare comunque seconda, a vincere del secondo anno, allora ci ho provato. Siamo con la portacolori della Valcar Travel Service con Giulia Limonta. Giulia, grande la volata, ci sei, è stata una grande gamba e una grande soddisfazione. Sì, appunto durante i giri dovevo chiudere alla mia compagna e ce l'ho fatta abbastanza bene. Poi alla volata ne avevo ancora e ho provato a fare la volata e ce l'ho fatta. Doppio successo per la Valcar perché anche per quanto riguarda il podio delle esordienti di primo anno già conquistato anche quello. Sì, infatti la mia compagna Maria Cuti è riuscita a vincere dopo una fuga. Romina, si è detto diciamo un qualcosa che rimane forse a metà perché un secondo e un terzo si poteva vincere questa corsa. Sì, di sicuro potevo fare un po' meglio, però un terzo posto ve l'accetto. A chi si dedica questo terzo posto? Allora lo dedico alla squadra e tutto, però anche a Riccardo Darius. Siamo con Serena Frediani, assessore al comune di Capannori. Serena, io credo che sia un successo iniziato stamani presto, ma oggi sei te qua nel primo pomeriggio e la festa continua. Sì, assolutamente, è bellissimo rivedere così tanti giovani sportivi sul territorio, una manifestazione che per noi ha un duplice significato. Innanzitutto è la prima manifestazione sportiva importante nel post-Covid, quindi il nostro territorio, che tradizionalmente è terra di ciclismo, è orgoglioso di ospitare così tanti giovani. Oggi pomeriggio poi abbiamo la prima manifestazione, io credo in assoluto, di giovani cicliste femminili, e quindi è importante anche questo, ecco, è significativo ospitare così tante ragazze in questa nuova manifestazione. Si parla tante volte anche del rispetto della donna, della violenza sulla donna e quant'altro, ma io credo che lo sport sia già un punto di partenza per far rispettare la donna, e oggi l'abbiamo visto perché un pomeriggio è dedicato solo alle ragazze, alla donna, al movimento rosa. Certamente, lo sport è un maestro di vita, il ciclismo in particolare è uno sport che io associo molto al femminile, uno sport duro ma anche uno sport generoso, e quindi veramente ancora di più siamo orgogliosi di avere questa bella manifestazione a Capannari.